Amici bellini, guardate, è quasi magia, Johnny. Al di là di queste cose speciali che poi sono effetti particolari, la formazione potrebbe ricevere un bel cambiamento, novità, perché Sky ci ha dato delle indiscrezioni e queste indiscrezioni con Elmas titolare ci portano a 3 possibili cambiamenti. Cominciamo. Sono veramente, lo so che manca pochissimo, nessuno so vero sto video, ma io prima di tutto vi voglio ringraziare. Mario Vichingo, tra i nuovi iscritti, avete fatto un miracolo, non so come, sono arrivati una decina di nuovi iscritti ieri. Grazie, perché ho letto i vostri commenti, like, che voi chiedete. Quanto siete bellini. E vi sto preparando una sorpresa, vi dico solo Rino il bellino, ma poi capiremo se riuscirò a metterla in pratica. Quindi lasciate il like, vi voglio portare sul campo, me la gioco, ne parliamo, siamo in casa, quindi nessun problema, visto che non potrò andare live, perché io praticamente mi metto in macchina, la partita comincia un poco prima, quindi proprio in macchina la partita, appena arrivo poi al locale dove devo suonare l'aereo, sentiamo l'aeroplano, ecco, partito, e proprio Lang potrebbe non giocare, quindi io me l'ascolterò in macchina, poi arriverò al locale, probabilmente avrò modo di sentire il finale della partita o di guardare il finale della partita al locale mentre monto tutto, e poi vi posso fare un bel video a caldo sperando di poter parlare di una grande cosa. Allora, buongiorno Rachmani Beukema. Già Beukema ci hanno detto Di Lorenzo che sta qua. Al posto di Lorenzo ci hanno detto Politano. Prima di tutto, già per buon augurio, mettiamo Lukaku in panchina, che non gioca, lo sappiamo, ma ce lo portiamo in panchina, e ci portiamo anche Juan Jesus perché al posto di Olivera, perché Juan Jesus era una possibilità al posto di Buongiorno. Ricordiamo che dobbiamo auspicarci che c'è anche una finale poi dopo, ma andiamo con ordine. Questa è la situazione. Ora al posto di Elmas mettono Lobotka e fin qui ci siamo, perché figuriamoci se salta McTominay. Io quando vi dico fai giocare Vergara al posto di McTominay, lo so e mi rendo conto anche che però chiedo qualcosa di incredibile, perché la fisicità di McTominay, quando anche sta a mezzo servizio, te la ritrovi. Abbiamo visto che non è detto che possa funzionare, però mi metto nei panni di e dico come lo levo a McTominay, specialmente contro una squadra fisica come l'Udinese. Quindi non volevo, ma capisco in fase finale. Ora ci portano Elmas al posto di Noala. L'avete ascoltato Conte ha detto io ho messo Elmas, prima di tutto ha ripetuto i centrocampisti sono 2, Lobotka e McTominay, perché Elmas si adatta, ma è un giocatore che mi può dare qualcosa in più da qualche altra parte. E quando dice nei cambi che abbiamo fatto contro l'Udinese ho spostato Elmas in avanti per avere più palleggio. Ora questa è la situazione e possiamo immaginare che contro il Milan tu avrai più palleggio, però con questi uomini, confermato Højlund e non Lucca, anche confermato Neres, guardate quante cose si possono fare. Si può rimanere così, perché Elmas questa posizione la può fare tranquillamente, oppure con Spina qua, con Di Lorenzo qua, Rachmani che si allarga, difesa a 4, così da evitare quella cosa di Di Lorenzo che braccetto che mi fa stare male. Elmas può giocare là, Højlund e Neres. Ora questo già è un 4-4-2, 4-1-1, come lo volete chiamare, 4-2-3-1, si può chiamare tranquillamente, con Neres che gira intorno a Højlund. Oppure McTominay in zona Anghissà, Lobotka qui, Elmas che fa il McTominay, Neres va a sinistra e Politano qua, e si potrebbe ritornare al famosissimo 4-3-3. Oppure, visto che l'abbiamo chiamato così, 4-1-4-1 di famigerata memoria, con Elmas che va a fare quello che faceva un pochino De Bruyne e con McTominay che invece di stare a sinistra può fare quello che faceva Anghissà, cioè l'incursore, invasore, lo rivediamo andare a inserirsi. Tutto questo mi fa un po' più piacere. Per rinfoltire il centrocampo a questo punto si creano delle cose più logiche, perché hai 3 centrocampisti contro i 3 centrocampisti loro, con Loftus-Cheek, Modric e Rabiot per esempio. I 2 terzini si vanno a prendere i 2 quinti, quindi Spinazzola su Saelemaekers e Di Lorenzo su Bartesaghi o Estupignan, pare che insomma
anche Allegri stia facendo un po' di pretattica, addirittura si dice non vogliono utilizzare Modric, vediamo. I due centrali si prendono le due punte, le due false punte, Højlund sul centrale loro, De Winter o Tomori, e Neres e Politano che vanno su due braccetti. Guardate che diventa un pochino più logica, invece di dover far fare a Beukema quegli scatti in avanti verso il centrocampo, ti scopri un pochino e ti esponi a quello che il Milan può fare e che ti ha già fatto quando si muovono molto e aspettano di trovare un buco in profondità. Quindi qua è una questione di gusti, cioè tutte queste soluzioni, compreso la conferma del 3-4-3, compreso il ritorno al 4-3, sono semplicemente gusti personali. Quella che vi piace di più, quella potete sperare. Poi appena accendete la TV e vedete la partita ve ne accorgerete subito quali saranno le situazioni. Io visto che c'è Politano qua, a me non mi fa impazzire Neres a sinistra, lo sapete, di conseguenza mi vorrei giocare un Neres seconda punta con Elmas lì, quindi a tutti gli effetti lo potete chiamare 4-2-3-1, lo potete chiamare 4-4-2, a me così com'è la formazione piace, e vediamo se si darà priorità a quelle che sono gli accoppiamenti che si devono fare, oppure se tu dici non mi interessa come giocheranno, perché questo fu la frase chiave contro la Juventus, non mi interessa proprio quello che fanno loro, abbiamo noi il pallone, giochiamo, facciamo noi quello che sappiamo fare. Questa è la teoria, adesso andiamo alla pratica. Il microfono diventerà verde, adesso è azzurro ma poi diventa verde, e vediamo, perché io devo andare a lavorare, ma non volevo lasciarvi senza un'ipotesi di piano gara, di formazione, di cose varie. Speriamo stia bene Lobotka. Oddio, al posto di Spinazzola può giocare anche Gutierrez, però non lo so se vogliamo mi devo concentrare, sto parlando troppo. Dai, Pulisic, Milenkovic, Savic. Poi se la buttiamo ai rigori, voglio, Maignan è il pararigori, Savic è il pararigori. Bravo Elmas, vai Spina. Bravo Scott. Mamma mia! Speriamo che Scott stia bene. Speriamo che Politano stia bene. Bravo Loppo. Aiuto Nkunku. Niente. No, e ho questa sensazione che spero insomma di beccarla. La sensazione che oggi troveremo in qualche modo più energie e riusciremo a fare una partita molto diversa da quella vista col Benfica e soprattutto con l'Udinese. Vai Matteo. Col destro, adorabile, adorabilissimo. Bravo. Politano! Voi vi dovete ricordare che nell'ultima Supercoppa segnò 2 gol Zerbin dopo una bella botta in testa. Ve lo dovete ricordare. Contro la Fiorentina di Italiano. Ho letto gli amici Bellini su Telegram, hanno detto no, che hanno scritto che è la prima Supercoppa per Italiano. Ma volete fare i professionisti? Volete? È facile trovare i dati. Vabbè, mi concentro perché se no Pulisic. No, niente. Quasi rigore. Polemici, saranno polemiche. Per giustizia. No, è proprio rigore. Non lo devo nemmeno rivedere. Cioè, lui sposta la palla. La tocca? Savic non la tocca. A questo punto c'è un po' di trasparenza. Che cos'è? Se c'è trasparenza non è rigore. Il cross. Ragazzi, siete un po' leziosi in questo momento. Tirate in porta. Capo sono ghiglie, già dirà in porta. Non è che sono loro. Aia, aiuto. Abbiamo facile. Bravi. Stiamo un pochino. Niente, abbiamo credito. Coi colombi e coi piccioni abbiamo credito. Arabab e Shabab. Più Aleseb al-Jadid. Mi aspetto minuti di studio, una decina di minuti, sai, il Napoli parte forte, eccetera, eccetera. Sì, però per capire se... Il Napoli io credo che abbia le idee chiare quando poi sceglierà la formazione Conte. Il Milan non dovrebbe cambiare molto, è giusto capire tra Nkunku e Pulisic chi si muove di più verso la palla, chi andrà ad attaccare. Lo spazio... Bravo, bella palla Scott, vai Højlund, Maro, Maignan! Tira! Proprio a porta vuoto, non potremmo tirare, Pare che Leao non ce la faccia. Mi spiace. Dilore! Maron! Da Modric! Maron, Nkunku, lo shampoo mi ha fatto. Milinkovic, Savic. Non mi sta facendo impazzire Neres. Non mi sta facendo... I cambi!
Signor Conte, i cambi subito. Vergara seconda pu. Sì, Vergara seconda pu. Avete capito bene. Entra Gutierrez e si sposta Spina in avanti. Proprio una cosa contianissima. E addirittura Lang, di modo tale che Spina va a destra. Domini e Stanislav Lobok non possono uscire. Altri 2 minuti per Rasmus. E poi Lucca. Dai. Mamma mia, non ci sto proprio pensando ai rigoristi perché non ci devi pensare. Bravo Lobo. Vai Tonino. Tonino Vergara, guarda. Bravo Cot. Højlund. Bravo Vergara. Bravo Lang. No, niente. Vai Vergara, bravo. Ma Gimenez è super infortunato, ma non può giocare Gimenez. No, non può. Scandalo! È giusto, è la giustizia di quelli che dovevano avere un rigore nel primo tempo, dai. Højlund ancora ne ha. Dai, è la classica, abbiamo smesso di giocare nel secondo tempo, non si può dire niente. Pochi minuti per scongiurare questi rigori, vai Gutierrez, eccolo qua, il Lucca! Højlund! Mamma mia! E tutti in campo, proprio dirigenti, proprio in bomba magna. Guarda quanti tifosi del Napoli a Riyadh. Voi doveste lasciare il like come se fosse veramente questa la partita vera. Guarda, Højlund! Giù le mani da Højlund, giù le mani. La palla che scompare dietro al tallone perché non è proprio fisicamente possibile. Ok. 4 minuti, non fate i cretinetti. Non fa Milinkovic. Raccama. Maronna. Gimenez non può essere. Io mica lo metto De Bruyne. Con un po' di correttezza. Bravo. Lorenzo che manda Spinazzola sulla bandierina e va bene così. Metterei un po' più di entusiasmo qua dai nostri. Cos'è queste facce triste? Enrico sorride. Bene, lasciate i like, ma tanti assai. E vi ringrazio per aver risbloccato l'algoritmo che si era un po' bloccato. Speriamo bene, ci vediamo tra poco, non in live, ma il video non ve lo farò mancare, ve lo prometto, a prescindere da come andrà a finire.